Io sono Patrizia, sono una delle titolari del ristorante Menegaldo con le mie sorelle Rosanna e Stefania. E io voglio cominciare a raccontare il nostro ristorante da questo angolo, perché da qui parte tutto. Quella era la vecchia cucina, dove si vede questa pavimentazione era la parte vecchia, e qua c'è la rappresentazione un po' così di quello che vi sto dicendo, no? Quindi è la terza generazione, qua si vede questo, quindi è mio nonno, il resto della famiglia, la casa, diciamo che è ancora esattamente come adesso, e poi qua questa che è una foto importante, perché questo, oltre ad essere stato negli anni partita come trattoria, era anche un emporio. La continuità sta adesso, da adesso in poi. Questi sono i miei genitori che sono mancati da pochi mesi, entrambi. Questa è la stampella di mio padre, che noi teniamo qua, così ci dà un po' di sostegno. La coerenza per me è aver mantenuto negli anni un buon livello di lavoro, una qualità di cibo, una linea. Per me coerenza è quello, seguire la nostra linea di lavoro. E lei è mia sorella Stefania, quella che cucina. Adesso mi trovo nel bar, che adesso è solo ad uso del ristorante, però per decenni è stato ritrovo di tutto il paese, dai bambini agli adolescenti ai vecchi, si giocava tutti assieme, giocavano a carte, ed è stato anche un posto di servizio. Noi qui una volta avevamo il telefono che era a uso di tutto il paese. Siamo sempre stati molto disponibili, mio papà portava a casa le spese alle signore in mezzo alle campagne, per cui insomma c'era questo rapporto di dare e avere del paese. E questa è la zona, diciamo, più recente. Questa sala è stata fatta nel 72, è il salone più grande dove magari facciamo dei banchetti, ecco. E adesso vi accompagno in cucina, che poi è la zona più importante, diciamo, di tutto, dove si svolge il tutto. Ho mantenuto comunque dei piatti che mia mamma mi ha tramandato e che mi ha lasciato, perché facciamo anche ancora piatti tradizionali. Abbiamo portato sicuramente delle innovazioni, abbiamo anche dei ragazzi giovani che lavorano qua, per cui per forza dobbiamo essere col tempo che corre, però quello che ci interessa far capire è che noi comunque siamo un po' retro, che il nostro modo di mangiare, di far da mangiare è semplice, e che la materia prima rimane sempre quella, la qualità è la prima cosa. Noi siamo questo, siamo retro e ci piace essere così.